Nona giornata di prima categoria B, a incontrarsi sul Teriasca di Sori e Ronchese. Prima dell'avvio ho osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime di Parigi durante l'attentato del 13 novembre. Via al match e subito Ronchese in attacco. Davide Rossi serve al Brio in aria, ma la conclusione del numero 10 rossoblù termina alta sopra la traversa. Dopo 10 minuti i rossoblù passano in vantaggio. Ancora Davide Rossi serve questa volta Cavallino, che con un colpo di testa insacca la rete del 2-0. Al 13° prova a reagire il Sori. Su suggerimento di Alfano, Stornello conclude in porta, ma il numero 1 rossoblù Orzo non si fa sorprendere, evitando la rete dell'1-1. Alla mezz'ora di gioco la Ronchese ha l'occasione del 2-0. Geniale il passaggio di Albriò. Cavallino raccoglie e tenta il pallonetto, ma il pallone finisce abbondantemente alto sopra la traversa. Proprio sullo scadere del primo tempo ci provano ancora i rossoblù, questa volta con il tiro di Morando. Il numero 9 mira il palo più lontano, ma è bravo Bassi a sventare il pericolo. Al 45° l'arbitro fischia la fine del primo tempo e manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1 per gli ospiti. Via la ripresa e i padroni di casa al 12° vanno subito vicino al gol del pareggio. Morini non centra lo specchio della porta, divorandosi in questo modo la rete dell'1-1. Ma al 65° sono ancora gli ospiti a trovare la rete. La firma sul gol del raddoppio è del numero 9 Morando che, complice una deviazione dell'avversario, sigla così la rete del 2-0 in favore dei suoi. Poco e nulla nei restanti 20 minuti del secondo tempo. La Ronchese si limita ad amministrare il vantaggio e il Sori non riesce a rendersi pericoloso e impensierire la retroguardia avversaria. Termina il 2-0 in favore degli ospiti l'incontro fra Sori e Ronchese. Le reti di Morando e Cavallino regalano i 3 punti alla Ronchese, che mantiene così il secondo posto.